Questa volta ho voluto iniziare questo incontro con voi che ci seguite da casa con questi fiori, oppure meglio dire bonsai fioriti. Perché il fiore? Perché il fiore è quello che traccia meglio la parabola della vita, perché come dice il Salmo, la nostra vita al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca. Finiamo i nostri anni come un soffio. È pur vero che in questo soffio sono raccolte la bellezza, i colori, l'incanto, il profumo della vita, dove tutto è dono e ogni dono ci apre al donatore. Quel Dio che fa dono di se stesso a noi e ci apre alla fede e alla speranza di un nuovo inizio dopo i giorni vissuti sotto l'imperativo di rimanere a casa.